di 1000 anni or sono? No, una donna del 55. Certo diversa dalle esistenzialiste di oggigiorno. Il sorriso dell'indiana è un sorriso meditativo ed eterno. Quello dell'esistenzialista appartiene soltanto al suo secolo. Nell'atteggiamento della signora orientale si perpetua uno stile millenario, anzi fuori del tempo, di cui sono estrema testimonianza queste miniature aggraziate del 1500 e del 1600, le miniature Pahari o Rajput del tempo dei Moghul. Esse si cimentano sia con la vivacità dei temi del costume corrente, qui un fidanzamento, sia con la complessa mitologia religiosa di cui è intessuta l'anima storica dell'India anteriore, dal brahmanesimo all'islamismo. Vi campeggia la figura di Vishnu, il dio guardiano della vita, che si incarnò in Krishna e in Rama. Sentitelo mormorare all'adorata come il poeta Amaru: dimmi chi mai di quegli occhi lieto farai. Al richiamo dell'amore germina in pastorali danze la festa della primavera. La gracile trama del disegno si associa all'effusione cromatica dai toni tenui ma evidenti. I colori si incontrano qui con la musica, arte antica tenuta molto in onore in questo paese misterioso, e la narrazione si fa serrata in una sequenza di episodi gustosi culminanti in getti di fuochi artificiali. Ma sull'animata realtà mondana incombe sempre la mitologia. Presiedono alla festa di suoni le muse dell'India, le raghini, simboli delle melodie. Mentre dal cielo rotea sul mitico principe degli uccelli una misteriosa voce ammonitrice che sospinge i gaudenti nell'atmosfera di un mondo ignoto e misterioso. Là vi figurano demoni e deità stranissime. Le forze della natura diventano enti soprannaturali materializzandosi in attributi di sovrabbondante anatomia. Ed ecco Ganesha, divinità maschile, il capo delle schiere, patrono delle lettere e delle arti, bigamo fortunato di Siddhi, dea del successo, e di Buddhi, dea dell'intelligenza, e Kamala, divinità femminile, che richiama quasi immagini rinascimentali. La scena si popola di minori personalità mitiche, in un crescendo di colori vivi. E dal fantastico quadro prendono spicco questo oscuro demone o queste discosti deità muliebri, spettatrici ieratiche e immode. Sembra incredibile che componimenti pittorici così esili e costretti possano contenere racconti intensi e drammatici. Si avverte l'influenza di antichi affreschi, come nella rappresentazione di queste rappresaglie violente di Rama e Vishnu contro demoni irrequieti o ribelli. In un'arte tanto preziosa, fiorita sotto i Moghul, monarchi musulmani venuti da Occidente, è riconoscibile la tradizione dell'iconografia persiana e dei codici miniati, ma forse si tocca un vigore illustrativo ancora più ricco di motivi, dall'arcadico al romantico al drammatico si è visto, e al gusto lieve ma preciso del paesaggio. E il segreto più vero di una trascendenza, intesa spesso in termini contraddittori e sanguigni, si risolve anche qui in un'ansia di spiritualità, nella contemplazione di cui è simbolo eminente Varuna, dio del cielo, e divino consigliere e confessore per il tramite sacerdotale dei leggendari santoni, poveri e nudi, ma rivelatori delle vie della felicità. L'artificiale densità del colore è carica di un'emozione quasi liturgica, ma di nuovo i piccoli luminosi quadretti ci riconducono dalle suggestioni metafisiche ai casi terreni, a fisionomie meno insolite, a storie di uomini. Anche l'uomo indiano, come questo signore sorpreso in una strada di Roma, custodisce nei tratti, nel portamento, nelle stesse forme del vestire e nella conciatura la dignità di una vita tradizione. E certo questi ritratti di figure non sono percorsi soltanto dal segno aristocratico dell'arte, ma dal sentimento di una nobiltà interiore. E le miniature Pahari mettono in movimento questo mondo virile del loro tempo, animandolo nelle scene di una realtà che pure si svolge come una favola classica.
Partiva all'alba il cavaliere per la giungla ricca di selvaggina. Era il tempo delle prime armi da fuoco. Si tentava di caricare l'archibugio. Due conigli sbirciavano quella manovra stupiti. Una tigre ridacchiava scettica. Disegnate da un Walt Disney dell'epoca, altre bestiole vigilavano in trepida attesa. Tuttavia si faceva ancora assegnamento sugli sparvieri più che sulle armi da fuoco. E benché il drago gettasse tra i pennuti l'annunzio di apocalittiche sparatorie, i falconieri si tenevano pronti a lanciare i loro aerei predatori. Cercando invano scampo nella fuga, dovevano ben presto cadere sotto i colpi dell'arma bianca molte mansuete vittime. Ne faceva vendetta la tigre, azzannando la gola del cacciatore. Alla difesa dell'uomo interveniva l'intelligente violenza dell'elefante. Lotta anche più feroce quando era di uomo contro uomo, quando era la guerra. Gli uomini si armavano invocando Rama, l'eroe degli eroi. E Rama stesso o il suo spirito li guidava alla battaglia. Infuriava la bufera degli assalitori. Tra urla frenetiche scintillavano balenii di spade e di lance, mentre i prigionieri venivano calati nella gelida ombra di tetri pozzi. Dopo le storie degli uomini, quelle delle donne, non certo nei modi dinamici e provocanti assai comuni in Occidente, ma secondo una cadenza ferma e composta che ha la misura di una regola eppure un magico fascino naturale. Misura e fascino mirabilmente espressi, del resto, dai contorni stilizzati delle miniature secentesche, anche per quanto riguarda gli atteggiamenti più consueti e più umili della vita quotidiana. La tradizione però non imponeva alle donne dell'India rigidi isolamenti, non vietava loro festevoli ricreazioni. Anzi, l'impertinente curiosità dell'artista poteva sorprenderle quando si trasformavano in garrule sirenelle. O quando il gioco del polo ne faceva già allora delle ardite sportive. Ma soprattutto l'arte indiana vede nelle donne i più luminosi fiori della vita ed esalta nella missione delle madri il più puro e sublime sbocciare della femminilità. Ovunque vadano per il mondo, quelle donne, oggi ancora gelosamente fasciate dalle sete variopinte dei loro inimitabili costumi, ci portano dell'India il profumo e la poesia delle cose passate e senza tempo.